sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love. Buongiorno. Siamo di Venezia Channel e naturalmente siamo un format del Triveneto e non potevamo non notare tra i 19 selezionati i veneti. Certo. Allora siamo con Nicola e Marco Barollo. Esatto. Io sono Nicola, molto piacere. Allora, chiaramente per noi è stato un onore poter partecipare a questa manifestazione organizzata da Civiltà del Bere, ovviamente una dei gruppi giornalistici che si dedicano al mondo del vino in modo esemplare. Come sapete, in questa occasione si potranno degustare tutte le aziende che hanno la consulenza di Riccardo Cottarella. Ecco, volevo anche domandare come è nata questa occasione di incontro con Cottarella? A dire il vero, Riccardo era uno storico amico del papà, di nostro padre, che si occupa di vino, si è sempre occupato di vino. Quindi all'incirca 15 anni fa c'è stato questo incontro con Riccardo, ripeto, un amico di famiglia già da molti anni, e abbiamo deciso... È venuto quasi spontaneo che vi desse una mano. Esatto, anche perché per lui è stata una scommessa cercare che è un po' il nostro obiettivo, quello di, attraverso i nostri vini, di far vedere che anche nel nostro territorio trevigiano, in questo caso, è possibile realmente tirare fuori delle eccellenze. Oggi voi siete qui con 2 Chardonnay e un Cabernet. Esattamente, noi abbiamo uno Chardonnay, 2 versioni di Chardonnay, una in versione metodo classico, quindi una spumatizzazione di 60 mesi sui lieviti, quasi 5 anni, e una versione invece vino fermo 8 mesi in barrique, quindi una versione un po' anomala per quello che è il Veneto e la visione dello Chardonnay comune. Io a questo punto però coinvolgerei anche Marco, Certo. perché così ci racconta qualcosa del Cabernet, no? Sì, abbiamo deciso di fare un Cabernet Franc in purezza, anziché fare, come parlavamo prima, un blend unendolo al Merlot, proprio per mantenere le caratteristiche tipiche di questo vitigno, che è abbastanza non diffusissimo, diciamo, nel nostro territorio. È un Cabernet Franc anomalo rispetto a quelli del territorio, che spesso sono piuttosto erbacei. Il nostro è grazie alle sovramaturazioni che facciamo in vigneto e alla separazione del vinacciolo durante la vinificazione, un Cabernet Franc molto maturo, con dei sentori molto fruttati. L'altro giorno parlavo con dei sommelier della temperatura di servizio, che ovviamente è un tema fondamentale appunto nel servire il vino, e in particolare in questo periodo di temperature alte anche un rosso può in qualche modo avere una temperatura, diciamo, giusta, nel senso che si tratta di raffreddarlo perché è caldo fuori. Il concetto è, si dice che il vino rosso andrebbe servito a temperatura ambiente, dipende qual è l'ambiente in cui è stato chiaramente conservato. È che molto spesso nell'utente normale ovviamente rimane questo retropensiero della temperatura ambiente, invece va adeguata. In realtà va leggermente raffreddato, non troppo chiaramente, ma leggermente va raffreddato, servirlo intorno ai 16-18 gradi, diciamo. Questa per un si vino può rosso. fare per una persona normale un piccolo passaggio in frigorifero, certo. per chi ha la possibilità di avere una glassette, un piccolo passaggio in glassette. Benissimo, complimenti, e magari ci facciamo anche una degustazione veloce, così certo, la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Grazie. Questo, come dicevo, un metodo classico, annata 2010, fa circa 5 anni nei lieviti, quindi un prodotto che inizia ad avere una complessità notevole. E ecco, queste Vediamo una bella effervescenza, un perlage molto importante, fine, molto sottile. Ecco, qui diciamo sono tutte uve che vengono raccolte estremamente in anticipo, quindi per preservare quella che è l'acidità, una regola fondamentale per chiaramente avere un metodo classico o uno spumante importante. E poi
come dicevo facciamo circa 5 anni sui lieviti per dare una consistenza notevole. Zona nostra non tipicamente famosa per il metodo classico, quindi chiaramente abbiamo cercato di ottenere il massimo da questo vino e non uscire con un vino diciamo mediocre, ma ottenere il massimo che potevamo. Un assaggio veramente da soddisfazione e conferma quello che lei ci ha appena detto. Ecco, qui è una temperatura di servizio chiaramente molto bassa. And nothing can go wrong, 'cause this is my new life. Sunshine is kissing my face. Dove saranno gli altri? Andiamo a scoprirlo. Darkness in order to see the light. And love is Siamo a Monte Zovo, qui davanti a noi, e vediamo che abbiamo qui praticamente, parliamo di rossi, abbiamo un Valpolicella ripasso superiore, un Amarone della Valpolicella ovviamente, e un vino che ci facciamo raccontare perché è un po' particolare, un Calinverno. it's finally my turn to catch a shooting star. Facciamo con Mattia Cottini. Monte Zovo, vedo qui ovviamente Valpolicella, quindi siamo nella zona dell'Amarone, rossi importanti, cioè vedo un Amarone, vedo un Valpolicella e poi un Calinverno che mi incuriosisce. Sì, Calinverno è un progetto particolare inventato ormai 20 anni fa da mio padre. E in realtà è una rielaborazione del metodo di appassimento veronese, visto che è prodotto con il 100% di uve appassite. Ciò che cambia rispetto alla produzione dell'Amarone è che la prima parte di appassimento avviene direttamente in pianta, quindi c'è una surmaturazione delle uve prima dell'appassimento tradizionale. Le uve vengono raccolte e messe in fruttaio come accade esattamente per l'Amarone. Questo ci porta ad un gusto più fresco, potremmo dire? Più di frutta matura, ecco, più maturo, sì, più morbido. In qualche modo voi come presentereste i tre vini nella degustazione, quindi Amarone, Valpolicella, Calinverno? A dire il vero, il Calinverno si avvicina molto ad un Amarone, quindi la scaletta prevederebbe ripasso, Calinverno e poi l'Amarone. Anche perché il risultato di questo processo sono 15 gradi e mezzo naturali, quindi comunque ha bisogno di un po' di sostegno. Sì. Benissimo, la vostra azienda vedo che è giovane, quindi nasce dalla tradizione perché parlava e arriva oggi alla quarta generazione, siamo noi due che siamo fratelli e più mio padre che comunque vige su tutta esatto. Esattamente. Noi siamo a Verona, in Valpolicella, abbiamo diverse strutture, comunque in Valpolicella a Tregnago e invece più vicino al lago di Garda, Caprino Veronese. Tanto complimenti di essere qui a Cortina, di essere tra i 19 di Cottarella e da qui penso che sia comunque un percorso sempre di crescita. Sì, grazie. Grazie mille. Bene, andiamo avanti che mi sembrava che ci fosse ancora un'azienda. Beh, ma noi abbiamo un ospite, Charlie. Lo sto a fare uno spumante, guarda. Stai degustando. Sto a degustare un vino che viene dal Veneto, è uno spumante di 8% di zucchero residuale che non si trova dappertutto perché un bello blend del Chardonnay e Pinot Bianco. Allora possiamo dire che una grande qualità e anche come è la lunghezza in bocca, che è quello che mi piace quando parliamo di un bollicine che È anche un bel nome, Sant'Anna. Sant'Anna, noi che siamo, noi siamo appassionati. siamo sì, appassionati delle Bene un sagre. po' anche Luigi, meno male perché con Sant'Anna siamo beati noi che siamo qui in fronte a questa grande manifestazione del Vino Lip e come sempre Alessandro che apporta a noi dell'America a assaggiare questi grandi vini che fa Coltarella, perché dobbiamo dire Coltarella. Qui ci siamo 19 espressioni in cui Cottarella Guarda, io sono il giro del bianco e questo è l'ultimo stop e dopo comincio con il
si può dire quella in rosso perché ho visto una tintiglia del Molise che è quella, una uva che mi fa morire. Sono anch'io con un bianco. Dopo il rosso? A questo punto facciamo un cincin e ci ritroviamo dopo per i rossi. Per le grandi bollicine del Veneto. Cin cin, salute. The start of my good times. The bad times are over, and nothing can go wrong. Ecco qui, abbiamo trovato, buongiorno, possiamo disturbare un attimo? It's my new life. This is my new life. This is my Siamo con Villa Sandi, Cinzia Zocca. Esatto, buongiorno, Lei- piacere. Lei di che cosa ci occupa intanto? Io sono responsabile vendite Italia per Villa Sandi e quindi sono qui oggi a rappresentare l'azienda. Villa Sandi, ricordiamo, è un'importante etichetta, una grande azienda. Oggi siete qui con 3 vini, con che vini siete qui? Siamo qui con un incrocio Manzoni che si chiama Marinari Bianco, che è questo, che produciamo con le uve provenienti dalla nostra tenuta. Siamo qui con un prodotto che si chiama Figlio, che è una cuvée di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. E ultimo ma non ultimo con il Corpore, che è il vino rosso che predilegiamo perché la nostra collaborazione con Riccardo nasce proprio per l'ideazione di questo prodotto, che invece è un merlot in purezza. Vedo anche belle etichette, anche una presentazione molto curata, questo sta a significare che è un'azienda che in qualche modo cura in particolare i dettagli, che sono importanti quanto ovviamente il contenuto. Perché il vino si beve anche con gli occhi, no? Se un'etichetta riesce ad esprimere quello che è il contenuto, in questo caso ricorda molto le terre rosse del Montello dove noi siamo e abbiamo la tenuta. È un territorio importante, Esatto. sicuramente si rispecchia nella etichetta. Io adesso vorrei fare con lei, qual è il mio? Il mio è questo, un brindisi con lei ha Manzoni. Facciamo col rosso così, ecco, facciamo un bellissimo brindisi bianco e rosso insieme, cin cin. explain it, and maybe I shouldn't, 'cause some things can't be. Bene, direi che a questo punto abbiamo un po' terminato questa panoramica qui tra i 19 vini selezionati da Cottarella. Abbiamo ascoltato Cottarella, abbiamo ascoltato Bruno Vespa e cosa dire altro? Seguiteci ancora per le altre interviste. This is my time.